Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Orta San Giulio in provincia di Novara, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club Italiano per le sue eccellenze. Si trova a 294 metri sul livello del mare e conta circa 1300 abitanti. Orta San Giulio è conosciuta nel mondo per il suo lago, l'isola di San Giulio e il Sacro Monte, ma non aggiungo altro, diamo inizio al nostro itinerario. A voi Orta San Giulio! Siamo all'incontro con il sindaco di Orta San Giulio, Giorgio Angeleri. Sindaco, innanzitutto complimenti per questa meraviglia che è qui da secoli, ma voi continuate a valorizzarla. Allora, ci presenti il comune di Orta San Giulio? Guardi, questo con grande piacere glielo faccio, perché è un comune che veramente uno esprime tutta la gioia delle persone che abitano a Orta. Io dico sempre che Orta è nutrimento per lo spirito, ed è vero. Io sono arrivato da lontano, sono nato in Perù, quindi poi italiano, mia mamma del Perù, siamo arrivati nel 70 e siamo stabiliti a Orta e oggi sono anche sindaco, quindi è un grande orgoglio e anche un onore essere sindaco di una città così bella. Una città che è molto impegnativa, perché è vero che è bella, e noi dobbiamo mantenere questa bellezza, mantenere, conservare e preservare per il futuro. Ora Orta è così bella che è anche molto attrattiva e essendo molto attrattiva ha anche un importante flusso turistico e noi dobbiamo mantenere questo equilibrio fra i residenti, gli ortesi, che vivono qua e volentieri vivono qua con tutte le difficoltà di un paese piccolo, e il flusso turistico che è molto impegnativo da gestire. Lei consideri solo che è un paese da 1300 abitanti, abbiamo circa 130.000 presenze all'anno, anche un po' di più, circa 500.000 di visitatori all'anno. Quindi lei capisce che tipo di accoglienza io devo dare, perché deve essere un'accoglienza veramente di rispetto e di qualità, e contemporaneamente i servizi da mantenere e da migliorare per i cittadini. Tra l'altro noi abbiamo tantissimi turisti che arrivano dall'estero, che fanno un passaparola incredibile. Lei considera che questa è la sala dove siamo qui, lo usiamo anche per i matrimoni. Noi abbiamo più di 60 matrimoni all'anno, di cui la metà sono stranieri. Quindi il piacere di venire a Orta è il piacere a volte di camminare lentamente per le vie. Non è un luogo da correre, non è un luogo per guardare il tempo, è un luogo, già il parcheggio non è vicino. Quindi la gente scende a piedi e comincia a conoscere e a intravedere le viuzze e gli angoli di Orta, che è pieno di luci e ombre, per cui dà un po' di fascino in questo scoprire un piccolo mondo che è rimasto bene o male uguale. E merito di tutti quelli che sono venuti anche prima di me di mantenere questo mondo così, preservarlo. Noi stessi stiamo facendo un sacco di interventi per migliorare il tutto. E non vi fate mancare niente, perché una volta arrivati nel centro storico poi si arriva a questa bellissima isola. Guardi, mi fa venire già i brividi, perché quando uno arriva a Orta e arriva nella piazza Salotto, quindi proprio un salotto, e trova questo spettacolo di isola davanti, ma quello spettacolo l'hanno trovato anche già nel 1500, quindi Orta è sempre stata un luogo privilegiato. Lei consideri che i vescovi di Novara gestivano questo territorio e Orta era il centro, il palazzotto che c'è nella piazza era il luogo di governo dei vescovi di Novara. Quindi lei immagina che già ai tempi, pur essendo un paese piccolo, era quello che serviva come punto di riferimento per gestire il territorio, ed è stato sempre ben gestito. Se lei si guarda intorno è un bellissimo anfiteatro di bellezze che sono rimaste così. E non dobbiamo dimenticare, qui abbiamo il bozzetto in un quadro, il Sacro Monte, che poi è inserito nei beni UNESCO. Guarda, questo poi è uno spettacolo, perché questo Sacro Monte qua, che è l'unico Sacro Monte dedicato a San Francesco, che ha anche un senso, perché è legato alla natura, legato al Dio che ha creato il mondo. Questo Sacro Monte veramente diventa un luogo di contemplazione, un luogo dove uno, quando ha bisogno di scaricare, va e si fa il giro delle 20 cappelle, dove racconta la vita di San Francesco d'Assisi. Ha più di 400 anni
E l'ultima cappella che è vicino alla chiesa di San Nicolao, da lì ha una vista splendida, proprio un terrazzo sul lago, sull'isola e sulle montagne di fronte con la Madonna del Sasso. Quindi, come si può dire, quando uno arriva a Orta è come se uno si ricaricasse, come se uno prendesse contatto con se stesso e si stacca da un mondo molto turbolento, sempre in fretta, sempre di corsa. Che cos'è per lei Orta San Giulio? Guardi, io per lavoro ho viaggiato tutto il mondo, dagli Stati Uniti fino in Pakistan, e devo dire che dovunque sono andato ho portato Orta con me e tutti conoscevano Orta, e devo dire che questo era il messaggio. Il nostro messaggio è un messaggio di amicizia. Orta è amicizia, Orta è incontro, Orta è bellezza, Orta diventa felicità. Quindi in un mondo dove è sempre complicato, è sempre litigioso, e anche noi abbiamo momenti anche difficili, l'immagine che dà Orta è questa. Grazie Sindaco, il nostro itinerario continua perché adesso andiamo ad incontrare il parroco di Orta, perché qui sono varie parrocchie, c'è anche quella di San Giulio dove poi c'è la bellissima basilica. Noi incontreremo il parroco di Orta che ci parlerà della comunità cristiana. Ed abbiamo raggiunto la bellissima collegiata di Santa Maria Assunta e con noi c'è il parroco Pierluigi Grossi. Presentiamo la comunità cristiana di Orta San Giulio. La comunità cristiana di Orta San Giulio è una comunità un po' particolare perché è un posto turistico e quindi non c'è, diremmo, anche qui poi nel borgo antico la popolazione è ridotta, c'è l'altra frazione di Legro dove pure c'è una chiesa più moderna e allora la presentiamo un po' più significativa. È una comunità, diciamo, con un po' anche vecchie tradizioni per coloro che sono qui da anni e quelli che arrivano un po' dopo e soprattutto che si sistemano allegro, e allora lì è più una presenza un po' sporadica, nel senso che diciamo un po' una frazione dormitorio in un certo senso. Però sono attaccati alle persone, soprattutto poi le persone un po' di una certa età, sono attaccate insomma alla festa, quando ci sono qualche festa particolare ritornano, soprattutto per l'Immacolata, per la festa di San Giulio all'Isola. Questa chiesa svetta sul paese? Sì, è un po' un problema arrivare, difatti anche le persone un po' anziane faticano un po'. Prima della pandemia utilizzavamo soprattutto nel sabato la chiesa di San Bernardino, che è un po' più a valle, metà strada più o meno, e quindi era più facile da raggiungere. E qui c'è la bellezza che ci porta a Dio. Qui sì, chiesa dedicata alla Vergine Assunta, quella pala restaurata qualche anno fa, che si può ammirare proprio là nell'abside, anche se diciamo, la festa principale qui è l'Immacolata, nel senso che l'Assunta al mese di agosto non riesce a raccogliere soprattutto la gente del posto perché l'attività è attività turistica, quindi hanno tutte le attività di ristorazione che impediscono diciamo, di essere presenti. Allora la festa più grande è la festa dell'Immacolata, l'8 dicembre, dove anche le persone che magari non abitano più qui ritornano, perché allora c'è la messa al mattino, c'è la processione, il pomeriggio ai Vespri, la processione fino in piazza con la statua, con la benedizione della città e del lago, e quindi lì raccoglie un numero notevole di persone. E sull'isola abbiamo l'importante Basilica di San Giulio. Sull'isola della Basilica di San Giulio è una parrocchia a sé, però c'è la gente di Orta, ma più in generale la gente del Cusio, del lago è legata a questa basilica, soprattutto nella festa poi di San Giulio il 31 gennaio, dove convergono lì gente un po' da tutte le zone. Poi fino a qualche anno fa, e adesso riprenderemo, le parrocchie qui del lago hanno una domenica assegnata loro per il pellegrinaggio all'isola. La parrocchia di Orta subito la domenica dopo, la prima domenica di febbraio, si porta all'isola per venerare il santo. No? E lì abbiamo le spoglie del santo. Lì ci sono le spoglie nella cripta, poi soprattutto ecco, un po' questa isola è stata valorizzata dalle monache che ormai da più di 40 anni sono lì, monastero di Clausura delle Benedettine, fino a 2 anni fa
c'era la madre Canopi che tutti conoscono, di una fama diciamo internazionale, e continuano a progredire, ad andare avanti con nuove vocazioni, giovani che entrano. È una cosa un po' diciamo al di là delle prospettive, ma chi va in convento per farsi suora va nel monastero. Qui infatti ci sono sempre vocazioni, prima che c'era la madre ma anche adesso. Non le abbiamo disturbate noi, ma c'è sì. questo monastero che è bellissimo. Qual è il messaggio del parroco alla popolazione? Ma il messaggio è un messaggio di essere di speranza, soprattutto in questo tempo, perché abbiamo attraversato un periodo difficile, come tutti peraltro, quindi un periodo in cui anche le varie relazioni, i rapporti, la pandemia ci ha un po' frenato. Con un messaggio di speranza proprio perché il futuro possa essere un futuro un po' più diciamo, di pace, di tranquillità, di serenità e anche di una nuova ripresa, di un nuovo cammino da fare insieme, cosa che non sempre è così facile, insomma. Grazie al parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario perché adesso andiamo a degustare e scoprire alcuni piatti tipici del territorio. E con questo bellissimo sfondo dell'isola di San Giulio, con Cesare Scazzosi, uno chef del posto, andiamo a presentare i piatti tipici del territorio, rivisitati, ma qui abbiamo anche degli ingredienti proprio qui di Orta San Giulio. Sono tutti ingredienti autoctoni, partendo dalle alborelle del lago fatte in carpione, che è una ricetta antica che serviva per conservare il pesce più a lungo. Poi passiamo a una trota salmonata di lago marinata agli agrumi, servita con una robilina delle langhe e delle fragoline. Una trota che devo dire, qui lei ha ricostruito una rosa. Una rosa, abbiamo cercato di creare una rosa per dare un po' di floralità in questa primavera. Poi abbiamo della faraona, perché la zona nostra è zona di pollame di tutti i generi, da l'anatra, l'oca, così è molto rinomata, servita con un tortino di patate e una riduzione di vino di ghemme, aggiunta al fondo di cottura della faraona che serve a accompagnare. Il ripieno è fatto col fegato grasso d'oca. Abbiamo il risotto alle tome delle nostre valli, che viene fatto con le tome dei paesaggi limitrofi che sono molto avanti a fare il formaggio di capra, di pecora, di mucca, e l'abbiamo proposto con dello speck d'anatra affumicato e dei fiori di zucca. Poi abbiamo un lucio perca scottato leggermente al vapore, servito con una crudaiola di pomodorini e basilico. Per finire abbiamo preparato un tiramisù scomposto, che è una crema di mascarpone che anch'esso è un formaggio tipico della nostra zona, dal novarese venendo avanti, servito appunto con i biscotti di Novara e un fondente di cioccolato al 75% prodotto da un nostro collaboratore che è Udere di Borgomanero. Poi passiamo ai salumi tipici della zona, dalla pancetta Valdossola speziata alla cannella, il salame Valdossola, il salame 100% oca, il salame cotto d'oca, lo speck d'anatra, la mortadella di fegato essiccata, la mortadella di fegato della Duia, salami di capra, di cervo e di cavallo. I formaggi abbiamo il Bettermat, che è il formaggio più raro e più caro che c'è in Italia, un erborinato di capra, un testone al barolo, un tomino di capra del Mottarone, un gorgonzola naturale piccante, la toma del nostrano del Mottarone e una toma di pecora affinata nelle vinacce. Quindi abbiamo tante cose da Tante cose, e poi qui. ci sono gli abbinamenti dei vini che spaziamo dal Gattinara, dal Ghemme, dal Bocca, dal Sizzano, l'Erbaluce, il Barengo, l'Arneis, tutti i produttori della zona, dal lago arrivare fino alla Valsesia, che ci propongono i loro vini, che sono sempre molto graditi dai nostri clienti. Ma che cos'è Orta San Giulio per lei? Orta San Giulio è un paradiso terrestre, oltre che noi siamo 200 e passa anni di attività della stessa famiglia, e vivere a Orta è un amore immenso, perché basta guardarsi intorno e guardare, c'è tranquillità, c'è quiete, c'è un paesaggio fantastico, siamo al lago ma nello stesso tempo attaccati alle montagne, dunque siamo fortunatissimi, in un paradiso. Chiudiamo con un invito. Venite a trovarci quando volete, noi siamo sempre qua con i nostri piatti tipici e andiamo anche oltre. E adesso noi ci spostiamo per presentare il Sagromonte.
E adesso con frate Giampaolo Possenti, responsabile della Fraternità del Sacro Monte di Orta San Giulio, entriamo nella spiritualità del Sacro Monte, vera meraviglia del luogo in tutti i sensi. Sì, assolutamente, perché il Sacro Monte è il cuore di tutta questa zona. È nato in circostanze molto particolari, c'è stata la statua che sta in chiesa che a un certo punto all'inizio del 1500 ha cominciato a fare miracoli, e quindi la gente della zona ha cominciato ad accorrere e piano piano ci si è posti la domanda se fosse necessario valorizzare di più questo luogo. Passa San Carlo, che nel frattempo è stato a Varallo, che sta nella valle di là, e dice, beh, facciamo un Sacromonte. Là aveva visto il Sacromonte dedicato al Cristo e dice di qua facciamolo dedicato a San Francesco, che è il suo perfetto imitatore. E questa logica è quella che poi sta dietro tutta la costruzione delle cappelle. Sono tutte fatte secondo questo criterio. Da una parte un episodio della vita di Francesco e poi l'arte che sta attorno a quell'episodio principale, che è rappresentato dalle statue, racconta invece il parallelo con la vita di Cristo. Qui siamo proprio all'ingresso del Sacro Monte e non a caso c'è un pozzo. Non a caso, perché l'idea era proprio che i pellegrini arrivando, oltre a esigenze pratiche di dover bere, ma c'era proprio l'idea della purificazione. Noi alcune cappelle non le abbiamo potute vedere perché sono in restauro. Alla 20ª diciamo che abbiamo il trionfo. C'è il trionfo di Francesco perché viene raccontato il momento della canonizzazione. Tra l'altro viene fatto in un modo un po' originale, perché poi chi viene a visitare si accorge che è una strana canonizzazione dove c'è molta poca devozione. A parte i frati che sono là a ricevere la bolla di canonizzazione, tutti gli altri sembrano distratti. Si muovono, escono dai muri. Noterete che qui c'è molto l'utilizzo di questo dialogo tra la statua e la pittura. C'è da dire che il Sacro Monte, le cappelle, tutti questi racconti si fondono poi con questa natura meravigliosa. Sì, è stato costruito con quest'idea. Per esempio, quando si sale alla cappella più alta, che è quella dove si ricorda Francesco che riceve le stimmate, la cappella è costruita a rosa dei venti, quindi indicando i punti cardinali, proprio perché chi veniva qui doveva rendersi conto che entrava dentro un'armonia che era raccontata dall'arte e dalla bellezza del luogo. Oggi noi siamo molto attratti dalle grandi piante, allora non c'erano così, perché si voleva che lo sguardo spaziasse sul lago, sulle montagne. Oggi sono cresciuti in modo un po' indiscriminato, ma è molto forte il dialogo con la natura in questo posto, sì. In conclusione, qual è il consiglio che lei dà da religioso alla persona che arriva qui, anche al semplice turista, ma al pellegrino, al fedele, per meglio leggere il Sacro Monte? Allora, intanto bisogna farlo non frettolosamente, cioè piuttosto guardare poche cappelle, non tutte, ma fermarsi. Ti faccio un esempio. Quando uno entra nella cappella 13ª, vede un sacco di statue, perché ce ne sono tantissime, e non si capisce subito che cosa rappresenta quella scena. Perché di fatto ci troviamo durante un carnevale, questo viene rappresentato, con tutti i vizi, tutte le situazioni più strane che vengono mostrate, e al centro della scena c'è un gruppetto di frati, un frate praticamente nudo che viene trascinato con una corda. E uno resta un po' perplesso perché non si capisce immediatamente che cosa rappresenta quella scena, che è una delle scelte che Francesco ha fatto per umiltà. In un momento della sua vita sente che tutti lo ammirano, tutti lo guardano come se fosse un santo ormai, e lui, per dimostrare a tutti che invece non è niente, chiede ai suoi frati di trascinarlo nudo per le strade della città proprio durante un momento di festa. Ora, quella scena però si capisce solo se con calma uno si ferma un attimo e alza lo sguardo, perché nell'affresco che è rappresentato sopra questa scena del santo c'è Gesù che
abbigliato nello stesso modo, legato allo stesso modo con una corda, viene portato verso la colonna per essere fustigato. Con una citazione della lettera ai Filippesi, umiliò se stesso. Allora, la logica che viene data è: tu guarda la scena dove c'è il santo che sta facendo questa scelta di umiltà e di umiliazione, però ricordati che sta solo mostrandoti oggi qualcosa che il Cristo fa sempre per te. Il Cristo sta dando se stesso per tutta questa marmaglia che neanche se ne accorge, ma sta umiliando se stesso per donarci la vita. Allora, questa logica non è facilissima da cogliere in tutte le cappelle, perché serve molta attenzione. Bisogna avere pazienza. Ecco, suggerirei sempre di venire qui e di farlo con calma. Piuttosto guardati una cappella o due, ma farlo seriamente, ecco questo. Grazie a frate Giampaolo Possenti, continua il nostro itinerario alla scoperta delle altre bellezze e curiosità di Orta San Giulio in provincia di Novara. E adesso con gioia incontriamo Cristina Scazzosi del Circolo Canottieri Lago d'Orta, perché qui a Orta San Giulio c'è anche chi sta preparando una Olimpiadi Paralimpica di Tokyo. Sì, io sono nata e cresciuta sul Lago d'Orta, nel 2015 sono stata indirizzata verso la Nazionale Paralimpica, ho fatto la mia prima esperienza, ho iniziato a remare appunto in quell'anno nella Nazionale Azzurra e ho sfiorato le Olimpiadi di Rio e adesso mi sto allenando da un paio d'anni con una barca nuova e giovane per le Olimpiadi di Tokyo. Parliamo della barca, mi sembra che siete in 4, no? Sì, la mia barca è un 4 con PR3 Mix, che significa che siamo in 4 più il timoniere, mix perché sono 2 maschi e 2 femmine, è una versione unica per la Paralimpica, nelle squadre olimpiche non esistono barche miste. Noi abbiamo strappato il pass per Tokyo nel mondiale del 2019, facendo un piccolo miracolo perché remavamo insieme da soltanto pochi mesi, 2-3 mesi, e siamo arrivati terzi vincendo il bronzo e nella finale A siamo riusciti anche a strappare il pass per Tokyo. Il problema del canottaggio è che si qualifica la barca e quindi non l'equipaggio e bisogna sudarselo il posto in barca per l'anno successivo. E in quest'anno questa occasione è dovuto slittare di un anno perché con il Covid nel 2020 sono dovute essere rimandate. Io sono abbastanza fortunata rispetto ad altre disabilità. Sono ipovedente dall'età di 8 anni, ho una malattia genetica rara. Diciamo che qui mi vede nel mio habitat naturale e quindi conosco ogni sasso, ogni onda e posso muovermi in totale autonomia. Invece ci sono delle difficoltà con cui mi confronto ogni giorno. Fortunatamente anche in barca andiamo indietro, quindi non mi serve così tanto la vista, però la posizione della testa e dello sguardo è importante in barca e quindi incide un pochino anche nell'imparare la tecnica e il perfezionamento, guardare la pala. Questo Circolo Canottieri del Lago d'Orta ha dei campioni, ha una bella tradizione, no? Sì, è stata fondata da un prete innanzitutto che viveva sull'isola, quindi il remare era la sua vita perché per arrivare sulla terraferma da quando andava a scuola alle elementari a tutta la sua vita ha dovuto farla remando. Ha fondato questo circolo, da questo circolo sono nati grandi campioni, abbiamo un 7 volte campione del mondo che in questo momento è il nostro presidente Stefano Basalini e un 5 volte campione del mondo che è Paolo Pittino ed è uno degli allenatori più importanti in questo momento, e un campione olimpico che è Jirka Volček che ha fatto le Olimpiadi nel 2004. In conclusione, che cos'è Orta San Giulio per lei? È la mia vita. Io dico sempre che è il posto più bello del mondo e ovunque vada nel mondo dopo 15 giorni mi manca. Il mio lago, è l'aria che respiro, è la famiglia, è il piccolo che mi fa stare bene.
Grazie, speriamo allora di festeggiare presto una medaglia Incrociamo di le Tokyo. dita. Noi adesso continuiamo il nostro itinerario e andiamo ad incontrare per le conclusioni l'assessore al bilancio, cultura e turismo del comune di Orta San Giulio. E adesso siamo con Milena Giuditta Colle, assessore al bilancio del comune di Orta San Giulio. Il bilancio però lei include nella sua delega anche la cultura e il turismo e lei ha un privilegio perché è nata proprio in piazza. Sì, io sono una degli ultimi nati qui a Orta in casa, perché qui una volta c'era l'ospedale dove nascevano i bambini, però l'ultimo è nato intorno alla fine degli anni 50 e noi siamo nati dopo e siamo nati 4-5 ancora in casa. Un posto meraviglioso, Orta San Giulio, che poi vive tutto l'anno perché voi come amministrazione comunale proponete varie manifestazioni. Sì, qui è un paese, come diceva già prima il sindaco, dove c'è un forte flusso turistico, i residenti sono pochi, però cerchiamo di mantenere la scuola in modo da avere i bambini, perché sono poi il futuro di questo borgo. Le manifestazioni ne organizziamo diverse, sono più che altro manifestazioni storiche che hanno anche 50-60 anni di attività. Per la maggior parte sono concerti o sono rassegne di concerti. Si svolgono sia all'isola che in parrocchia, a Sacromonte, in diversi luoghi anche in questo giardino, soprattutto nel periodo che va diciamo da giugno fino alla fine di ottobre. Chiudiamo con l'invito. L'invito è di venire. Io personalmente amo questo paese nel periodo più tranquillo, cioè quando c'è meno afflusso perché te lo godi di più. Quindi se uno può venire in diciamo, la cosiddetta bassa stagione, ottobre, novembre, ma anche dicembre, è uno spettacolo. Grazie Assessore, sono tanti i motivi per venire a Orta San Giulio in provincia di Novara, un luogo meraviglioso, si torna indietro nel tempo. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Buone passeggiate a Orta San Giulio e mi raccomando, viaggiate sempre in sicurezza. Ciao!